Buonasera a tutti ragazzi, come avevo promesso facevo l'aggiornamento per il meteo. In effetti nel corso del weekend ci sarà proprio una svolta fredda, praticamente su tutta l'Italia, diciamo a causa dell'ingresso di correnti fredde e stabili che arrivano proprio, diciamo, dal Polo Nord. Quindi diciamo che le prime nevicate già ci saranno nella mattinata di domani mattina, quindi di sabato, a partire dai 400-600 metri di quota tra, come avevamo detto, Abruzzo, Molise, Puglia, l'altopiano delle Mugge e la Basilicata. Ciao Alberto, quindi confermiamo quello che abbiamo detto stamattina, leggermente più elevata la quota tra Calabria e Sicilia, diciamo sui 700-800 metri. Diciamo che i fiocchi di neve raggiungeranno anche le città, ciao Lupus, come L'Aquila, Potenza, Matera, Isernia, Campobasso, cose, ciao Alessandro, che avevamo già detto stamattina, quindi viene confermata da tanti media, non solo da me che l'ho fatto stamattina. Quindi l'aria fredda continuerà poi ad arrivare anche nella giornata di domenica, quando ci saranno nuove precipitazioni, cioè annunziate e nevose, nelle zone interne di Campania, quindi pure da me. Speriamo che arriva, però in zone interne, ciao Ilva, quindi zone interne non credo, io sto sulla costa, quindi un po' difficilino. Nelle zone sulla Basilicata, sulla Puglia, Molise e Calabria, al di sopra dei 50-200 metri. Ciao Emanuele, quindi diciamo a 50 metri ragazzi, potrebbe farla pure a stasera. Ma vediamo Alessandro, non lo so, comunque già stiamo in live. In Sardegna no, farà solo freddo, quindi in Sardegna no, parla della Sicilia, quindi secondo me l'Etna sarà bello imbiancato, non dico tutta la città, ma l'Etna sì. No, no, Sardegna no. Quindi un po' diciamo il centro-sud proprio, quindi sì, sì, diciamo che saranno queste le regioni e le città che saranno colpite da questo, diciamo, diciamo che questo è un arrivo di aria fredda che passa, diciamo, dal quadrante adriatico, quindi, diciamo, perciò non colpisce neanche il nord Italia, perché, da come vedo sulle cartine, in effetti arriva dal lato adriatico, quindi arriva tipo dall'Albania e colpisce, diciamo, il centro, sud, quindi lato adriatico. Sì, Alessa, sì, ma pure oggi qua sta diciamo, il sole, sì, sì. Quindi diciamo, ragazzi, che già domani mattina saranno Abruzzo. Non ho visto Lupus perché volevo fare l'aggiornamento per fatto della neve in arrivo. E allora diciamo, ragazzi, quindi ripetiamo Abruzzo, Molise, Puglia, Altopiano delle Mugge e Basilicata, quindi Calabria e Sicilia per domani mattina, cioè sabato. Poi domenica ci saranno pure Aquila, Potenza, Matera, Isernia e Campobasso, che anche domani saranno colpite, però domenica molto di più, insieme a Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Calabria. Sì, sì, anche sulla costa in Abruzzo si può farla tranquillamente, Chiara, sì, perché qua si parla di 50-200 metri, quindi 50 metri dal livello del mare, diciamo che pure vicino alla costa la può fare. Quindi io ad esempio sto qui dove abito io, sto più o meno, faccio esempio, a 100 metri dal livello del mare, quindi non è che sto molto alto, però come parlano qui dai 50 ai 200 metri dal livello del mare, quindi diciamo che può farla anche sulla costa. Desenzano del Garda, ma non credo, ti voglio vedere un attimo. No, ma figurati, Desenzano del Garda, voglio giusto per sfizio. Perché comunque diciamo è tutto allora meteo no, no, eccolo qua, l'ho trovata. No, mi dispiace, no,
Però domenica, ad esempio, ti faccio vedere una cosa, stai a 0 gradi, massimo 7 gradi, quindi diciamo che può farla forse domenica, quindi tranquillamente potrebbe, perché si tocca allo zero, quindi potrebbe farla, quindi però non domani, perché domani le temperature sono da 1 grado a 9 gradi, invece domenica fa 0,7 gradi massimo, quindi può farla, ma pure domani potrebbe, però già oggi ti faccio vedere stai a 11 gradi massimo, quindi diciamo più gelo, sì, sì. Diciamo che è una cosa, ragazzi, che colpirà il centro e il sud Italia. Vedi come siamo fortunati? No, no. No, gli accumuli non sono previsti, in effetti non ne danno molti perché sarà una cosa solo di sabato e domenica, capisci? Quindi non hanno fatto questa cosa degli accumuli perché sarà una cosa passeggera, perché già da lunedì, martedì arriverà aria più calda, quindi non ci saranno accumuli eccessivi. Quindi è proprio solo un'ondata che dura 2 giorni al finale, come sta scritto, quindi non ci saranno accumuli eccessivi, quindi secondo me si raggiungeranno massimo i 10-20 centimetri, ma non di più. No, Alessà, no, no. Piegare il centro-sud con i fiocchi fin verso le coste, quindi sperate, ci sono tante, diciamo, meteo che parlano di sta cosa, quindi fin verso le coste, quindi significa anche dove sta il mare, quindi potrebbe farlo. Non dico proprio un accumulo di neve, questo no, è impossibile vicino alle coste, però perlomeno potremmo vedere qualche fiocco cadere, per lo Svizzera perlomeno. A Salerno pure ogni tanto capita, però solo fiocchi, poi alla fine non, detto in napoletano, non si quaglia a terra, quindi si scioglie subito. Sì, sì, a Natale sono tutti buoni. Veramente, tutti i giorni dovremmo essere più buoni, non solo a Natale. Ma girando su Facebook leggevo a Natale bisogna essere più buoni. Uno ha scritto sì, come passa Natale, poi un'altra volta tutti in guerra, quindi non sarebbe anche giusto. Quindi se uno è buono tutto l'anno e basta. Non è perché solo perché è Natale ci dobbiamo comportare bene, quindi è una cosa sbagliata secondo me. Ma tutti quanti, amore fraterno, 24, 25, 31 e 1. Dopo la Befana tutti quanti in guerra di nuovo, quindi diciamo che le feste, diciamo, non sono proprio false, false, però la maggior parte sì, perché si ricordano, è come il giorno dei morti, il 2, no? Tutti quanti si ricordano di andare al cimitero a mettere i fiori, cosa che dovrebbero fare, non dico tutti i giorni, perché anche chi lavora, chi è impegnato, ci sta, però una volta alla domenica si potrebbe pure fare. Come avevo detto io, Nunzio, niente di eccezionale, quindi affinato, 10 centimetri. Quindi, come avevo detto io, massimo 10-20 centimetri, ma non di più. Sì, sì, lupus, sì. Sì, sì, Alberto, solo per domani e dopodomani. Poi, ciao Eufrasia. Poi a San Silvestro e a Capodanno niente, perché pure ho controllato, ci sarà, perlomeno da come dice il meteo, anche se mancano parecchi giorni, diciamo al 31 e 1, però può capitare, poi vedi quella guarda, a volte basta un attimo, a volte le previsioni sono imprevedibili, sai perché? Tu fai, ciao Alessa, tu fai una previsione, poi cambia la direzione del vento, del cose, è capace che dopo 2 giorni è cambiato tutto. A volte, semmai, quando a volte ho fatto delle previsioni di 5-6 giorni, no? Poi sono andato a vedere se erano non false, diciamo, doveva piovere, poi c'è stato il sole, perché cambiano le direzioni del vento, capi? Cambiano tante cose e quindi è meglio farle sempre. Sì, sì, è meglio farle sempre giornaliero perché così è l'unica cosa che puoi fare, non dico al 100% sicuro perché nulla ci sta di sicuro. Sì, ma a Natale ad esempio abbiamo fatto il meteo quello 24, 25 e 26 ed è stato azzeccatissimo perché ha fatto bel tempo in tutta l'Italia. Sì, sì, io faccio sempre un giorno prima perché così, ciao Rosa, non sbagliamo, quindi non possiamo dare qualche cosa di falso perché
Questa qui è sicura al 90%, quindi domani e dopodomani, quindi sono 48 ore. Ma invece se provo a dirti adesso è il 31 di dicembre, sarà bel tempo, poi è capace che piove, allora è meglio non farla prima perché comunque ci stanno troppi giorni e può succedere di tutto. Invece quando tu fai la fai 24-48 ore prima, allora è più attendibile. Ragazzi, vabbè, vi saluto pure io, quindi domani e dopodomani la neve in quelle città che ho detto io, quindi sì, comunque anche diciamo in Sicilia ci sarà diciamo un po' di neve, quindi anche diciamo no, Avvocatella non ci sta, perlomeno non l'ho vista adesso in diretta, Eufrasia. No, ho visto i nomi di tutti, ma Avvocatella non credo che ci sta. No, Nunzio, ad Avellino no, ho visto, ho controllato, Avellino no. Fa freddo ma non fa, diciamo, la neve. Dopodomani in Sicilia, Anthony. Allora, la neve ci sarà, torno a ripetere per chi forse adesso si è collegato, ci sarà domani mattina dai 400 ai 600 metri Abruzzo, Molise e Puglia, Altopiano delle Murge e Basilicata, leggermente la quota tra Calabria e Sicilia sui 700-800 metri. I fiocchi di neve potranno raggiungere le città come Campobasso, Isernia, Matera, Potenza e L'Aquila, dove potrà depositarsi alcuni centimetri a solo, così dice. Poi domenica sulle zone interne, diciamo, della Campania, Basilicata, Puglia, Molise e Calabria, a partire dai 50 metri in su, quindi fino alle coste più o meno. Non è escluso che durante i rovesci più intensi e grazzi qualche fiocco possa arrivare fino alle coste. Quindi Anthony può arrivare pure a Napoli come a Salerno da me, eh. Quindi non è detto che a Napoli e a Salerno non arrivi. Quindi non dico che a Napoli e a Salerno farà la neve, però qualche fiocco può darsi che lo vedremo, però non si, come diciamo noi, non si quaglierà a terra, quindi non si deposita a terra. Però può darsi che qualche fiocchettino lo vedremo. Sì, penso proprio di sì, la stagione sciistica sta andando bene. Quindi penso che, non dico che sulle coste vicino al mare farà tanta neve perché è impossibile. Dicono che possa arrivare fino alle coste, però ragazzi, sia Adriatiche che Ioniche, però lo sapete bene, è molto difficile. Può darsi che potremo vedere qualche fiocchettino, ma non che farà la neve e ci saranno 10 centimetri a terra. Da noi no, in effetti in Campania, in effetti no, non è brutto tempo, in effetti sarà un tempo nevoso, questo è, quindi sarà un tempo grigio, credo. Sì, sì, a sud è raro, quindi diciamo ci sarà quel tempo tipo quando uno dice se mi sa neve, quindi grigiastro, quindi quella cosa a neve. Poi può darsi pure che esce il sole, però diciamo che il centro e il sud domani ci sarà questa bella neve che dicono, quindi penso che il cielo sarà coperto. Non dico che ci sarà la pioggia, però che sarà quel grigio neve, tipo quando c'è la nebbia più o meno. Però è tutto da vedere, quindi sono sempre previsioni, quindi la previsione è questa, poi può succedere sempre di tutto. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo più tardi. Arrivederci a tutti, ciao Alberto, ciao a tutti, ciao Frasia, ci sentiamo più tardi ragazzi. Sì, sì, Lupus, se fiocca faccio la live pure alle 3 del mattino, non ti preoccupare. Ma se fa la neve qua, Lupus, faccio la diretta a che ora è, mezzanotte, l'una, due. Se sto sveglio, la faccio a che ora è. Quindi la posso fare pure alle 3 del mattino tranquillamente. Eh sì, tanto poi uno la vede la mattina, male che va. Perché se fa la neve, che fa? Non la riprendo, no? Faccio la diretta da solo, parlo da solo e poi la mattina la vedete. Come quando fa maltempo forte, quindi faccio la diretta e poi la mattina la vedono. Ciao a tutti, ciao, ciao Lupus.